Benvenuti a questa nuova puntata delle pillole di Radio Veneto Agricoltura. Abbiamo vita con voi quest'oggi con il dottor Federico Correale che a Veneto Agricoltura segue anche la parte forestale, in particolare il bosco del Cansiglio, ma anche tutte le realtà forestali di Veneto Agricoltura. Oggi vi parliamo di un progetto interessante. Sono passati 2 anni dal disastro della tempesta Vaia, si fanno tante cose e soprattutto è tornato in evidenza il tema appunto dei boschi, delle foreste. C'è un bel progetto europeo dove Veneto Agricoltura è coinvolta, si chiama Forest ed è un progetto diciamo di educazione, di formazione ed è molto interessante, un progetto che adesso diciamo puntato soprattutto sulla parte, chiamiamola centro-est europeo, ma Federico Correale adesso ci dirà di più. Sì, il progetto Forest è un progetto finanziato con il programma Erasmus Plus dell'Unione Europea. È un progetto, è un piccolo grande progetto potrei dire, perché in buona sostanza prende spunto da una tematica di grande interesse per noi, che è quella della sicurezza e della formazione degli operatori forestali, intesi proprio anche come operatori in bosco, quindi motoseghisti, operatori che guidano macchine complesse nei cantieri forestali, eccetera, eccetera, e parte da questo spunto su cui già in Italia si sta molto lavorando e punta a uno scambio di buone pratiche fra alcuni paesi. Hai citato alcuni paesi dell'est, effettivamente il progetto vede sostanzialmente come leader partner Veneto Agricoltura, che come sapete ha la gestione di tutti i boschi demaniali della regione Veneto. Vede poi un partner croato, un partner sloveno, un partner rumeno e un partner austriaco. È un partenariato abbastanza vario, nel senso che si va da strutture molto specializzate da un punto di vista tecnico, come la scuola Fast Pickle austriaca, che è la scuola di riferimento per operatori forestali della regione della Stiria, attraverso associazioni che operano nel campo del sociale come ALDA, che è l'Associazione per la Democrazia Locale, è un'associazione europea che ha una sede anche in Italia, passando per l'Associazione delle donne nelle famiglie rurali rumena, un'associazione per le biotecnologie applicate al turismo croata, eccetera, eccetera. Quindi è un partenariato variegato che consente di vedere il tema dei lavori forestali e della formazione degli operatori sotto diversi punti di vista. Vediamo di approfondire, ecco, perché per fare attività formativa innanzitutto bisogna avere una forte conoscenza e poi deve esserci anche, come posso dire, un pubblico interessato. Ecco, quest'area qui è un'area importante da un punto di vista forestale, perché diciamo Dolomiti, no? Alpi, e poi andiamo verso le zone austriache, croate e fino alla parte rumena, dove sono realtà dove i boschi sono veramente ancora, in alcuni casi, incontaminati. Sì, diciamo che la nostra è una regione con una grande tradizione di gestione forestale, una gestione antica direi, e in più Veneto Agricoltura, soprattutto negli ultimi 2 anni, ma già precedentemente con la gestione del demanio forestale, è fortemente impegnata sul tema della cantierizzazione in aree forestali, gestendo tutta la manodopera attuale delle sistemazioni idrauliche forestali regionali. Parliamo di più di 500 operai organizzati per squadre, dove il tema della sicurezza e della formazione è un tema centrale, assolutamente centrale. In più ci sono una serie di situazioni in piena evoluzione a livello nazionale, perché oltre alla formazione che già noi facciamo e stiamo svolgendo e svolgeremo per i nostri operatori, si sta costruendo il sistema di formazione dei formatori, quindi degli istruttori forestali, che sono quelli poi incaricati di certificare la preparazione degli operatori. In questo senso per noi era molto importante confrontarsi con altri paesi con una lunga tradizione forestale. Ricordiamo che alcuni dei paesi che ho citato hanno migliaia di ettari di foreste gestite, quindi foreste gestite dalle più naturali alle più produttive, tra virgolette.
e ognuna di queste ha una sua tradizione di lavori forestali e di formazione. Il problema che è sullo sfondo e che un po' ha dato lo spunto per il progetto è riuscire a trovare una trade union fra queste storie diverse e avvicinarsi a uno standard che consenta di riconoscere l'abilità, la preparazione e la formazione certificata di un operatore in qualunque paese lui lavori. Per cui ci siano delle equivalenze in modo che il patentino di primo, di secondo e di terzo livello ottenuto in un paese sia effettivamente riconosciuto e comporti lo stesso livello di preparazione anche negli altri paesi. Sono questi quindi i benefici che il progetto europeo Forest potrà portare? Direi di sì, questi sono i principali. Poi ci sono alcuni temi a latere molto interessanti che sono tra l'altro oggetto di alcuni dei meeting che si faranno o in presenza o a distanza, perché ovviamente la situazione di pandemia ha pesantemente condizionato anche questo progetto. Altri temi interessanti che sono, abbiamo citato l'associazione delle donne in Romania, ad esempio il ruolo delle donne nell'ambiente, nell'ambito dei lavori forestali, un ruolo che è sempre stato sullo sfondo perché si considera questo come un'area prettamente maschile, di tipo lavorativo prettamente maschile, mentre c'è un avanzamento e soprattutto sempre più un interessamento del mondo femminile per questo tipo di attività. C'è poi tutto il tema dell'innovazione, quindi della messa a punto di macchine e di tecniche che consentano di abbassare di molto il rischio. Ricordo che i rischi correlati ai lavori forestali sono elevati, cioè questi sono una tipologia di lavori considerata ad alto rischio, quindi qui il controllo, la preparazione, l'ottimizzazione delle attrezzature, la possibilità magari di lavorare a distanza con delle macchine telecomandate eccetera è fondamentale per garantire la sicurezza degli operatori. C'è un sito dove poter avere ulteriori informazioni su questo progetto? Allora, il partner che è incaricato della comunicaone è ALDA, quindi l'Associazione per la Libera Democrazia, e sul sito di ALDA voi potete trovare i riferimenti di Forest. La stessa cosa potete trovare anche nel sito di Veneto Agricoltura, ovviamente, dove c'è una pagina dedicata. Inoltre è possibile iscriversi a una newsletter e rimanere informati evidentemente delle attività che si svolgeranno, nonché anche assistere, ovviamente non in diretta, ma su canali dedicati, la registrazione dei meeting che sono stati già svolti e di quelli che si svolgeranno. Allora, il sito di Veneto Agricoltura è venetoagricoltura.org, ALDA potete cercarlo su Google e vi verrà fuori immediatamente. L'ultima domanda che facciamo al dottor Correale è: la tempesta Vaia ha accelerato l'interesse nei confronti dei lavori forestali, della sicurezza, nella necessità appunto di entrare fortemente nella gestione del bosco? Direi di sì, parzialmente sì. Diciamo che l'attenzione era già alta, tant'è vero che è attivo un progetto nazionale di standardizzazione della formazione fra le varie regioni italiane, un progetto che si chiama For Italy, che questa volta è gestito dal Ministero e che vede come leader la regione Piemonte, a cui comunque la regione Veneto e Veneto Agricoltura aderiscono. La tempesta Vaia ha messo davanti agli occhi tutto quello che comporta il lavoro boschivo. Lo ha fatto in maniera massiccia perché la quantità di legname a terra da trattare era veramente considerevole e soprattutto ha evidenziato alcuni dei profili di rischio maggiori, nel senso che come sappiamo intervenire su foreste schiantate, cioè su legno abbattuto, anche se la cosa può sembrare ai non esperti un po' strana, è una delle condizioni, delle situazioni di maggior rischio, perché si tratta di materiale spesso in tensione dove è abbastanza difficile prevedere cosa succederà a piante anche di grandi dimensioni una volta che si interviene per poterle asportare dal bosco. È una situazione ad alto rischio, quindi a maggior ragione richiede una formazione avanzata e la possibilità che gli operatori sappiano esattamente come e in che maniera e con che attrezzature affrontare i tagli e gli esboschi.
Allora, grazie al dottor Correale. Quando lui dice intenzione è proprio questo, c'è proprio il legname a terra che alle volte schiantato si trova in una posizione strana e se viene rilasciato senza attenzione può veramente creare danni notevoli. Allora, grazie da Mimmo Vita e da Federico Correale, appuntamento con le pillole di Radio Veneto Agricoltura e come sempre domani stesso canale, stessa ora. Arrivederci. Grazie.